Cari amici e care amiche, voi vedete alle mie spalle una miriade di colori. Vi ho portato questa immagine, vi faccio vedere questa immagine perché vi porto in una terra straordinaria. Vi porto in Sicilia. Quei colori sono i colori del mare, del cielo, della terra, dei vulcani. E in Sicilia c'è tutto questo. La bellezza naturale esplode quando si attraversa lo stretto di Messina. Bene, lì abbiamo un artista, un cantante emergente, un ragazzo che io conosco da tanti anni e quando l'ho sentito cantare ho detto questo qui lo devo intervistare io. Ed eccolo qui, è Antocri, Antonino Crisci, detto appunto Antocri. Ciao Antonino! Ciao Bruno, buongiorno. Come va? Tutto bene, come puoi vedere sono in un quadro molto molto bello. È vero, e vedi dietro di me ci sono i colori della Sicilia, è vero? Eh sì, colori bellissimi. Allora Antonino, noi non abbiamo molto tempo, abbiamo una mezz'oretta, 20 minuti da poter parlare e io ho visto il tuo curriculum, hai lavorato molto per cercare di emergere con le tue canzoni. Ho sentito dei tuoi brani e sono delle poesie, mi piacciono moltissimo. Grazie. Naturalmente ho voluto che tu fossi in un ambiente che raccoglie quello che la Sicilia può dare oggi, il mare, il cielo, la frutta, e difatti vicino a te hai un nuovo tipo di produzione che viene fatta in Sicilia, che è il mango. È vero? Ebbene, esatto, poi questo frutto buonissimo. Parleremo anche del mango ed ho visto che c'è il boss, il proprietario di quelle terre favolose, di quelle piantagioni di mango, al quale voglio chiedere poi, dopo, voglio chiedere una precisazione sul mango. Però adesso parliamo di te, presentati un po'. Ho visto un curriculum straordinario di concorsi, convegni, master, ho sentito anche, esatto. Ho visto che hai anche vinto in certi casi, in certe occasioni queste partecipazioni. Parlamene un po'. Allora, prima di tutto faccio un piccolo excursus, no, di quello che è stato un po' il mio percorso artistico. Allora, diciamo che ho iniziato a cantare, la passione l'ho avuta sin da piccolo, subito ho iniziato a cantare, ovviamente da autodidatta, cominciai a cantare a casa, poi piano piano anche al liceo, grazie anche alle assemblee d'istituto, e quelle assemblee mi hanno fatto anche capire tanto, mi hanno fatto capire che realmente era quello che io volevo fare, e quindi lì il liceo è stata una fase di affermazione di questa mia passione. Poi con il tempo, grazie a varie masterclass, a vari convegni, a vari stage, no, di canto, per quanto riguarda appunto la tecnica vocale, ho avuto modo di conoscere la mia insegnante, che è Maria Nucatola, che è la direttrice dell'Accademia del Canto, appunto Maria Nucatola, e grazie a lei piano piano ho iniziato un percorso molto più serio. Sono seguito sia da Maria Nucatola ma anche da Marco Vito, che è un personaggio molto affermato, è un, diciamo, direttore d'orchestra, è stato ad Amici, ha debuttato con il musical di Rometta e Giulietta e Romeo, scusate, interpretato anche
anche un personaggio, Marco Vito ha interpretato un personaggio in Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, e sono seguito da due professionisti davvero molto bravi, molto umili e persone anche carismatiche. La cosa bella è, io penso che in un rapporto di questo genere, no? Tra insegnante e alunno ci debba essere sempre rispetto, ed è quello che c'è, e soprattutto quello che i miei insegnanti mi hanno sempre trasmesso è l'umiltà, non darmi sempre magari delle arie come alcune volte purtroppo si nota, ma restare sempre umili. Io dico sempre questo: il canto, come qualsiasi altro tipo di lavoro, non è semplice, è difficile, però non è impossibile, quindi si può raggiungere con la determinazione, con l'impegno ogni giorno. Quindi se una crede in un sogno deve portarla avanti, e ho partecipato al primo concorso importante, che è appunto Italian Award Discography, che è un festival organizzato dalla mia insegnante Maria Nucatola, e lì ho partecipato 2 volte. La prima volta ho partecipato con Sogno, che è una cover che ho fatto l'artista della canzone Andrea Mingardi. Abbiamo fatto questa canzone, l'abbiamo rivoluzionata, si può dire, l'abbiamo fatto lirico pop, e lì mi sono aggiudicato il secondo posto. Poi ho presentato sempre in Italian Award Discography un altro brano molto difficile, Adagio, in versione lirica, fatta appunto dal Divo, che ha fatto anche una cover, perché il brano, come sappiamo, è di Albinoni, l'ha fatto Lara Fabian, però io ho fatto la versione del Divo. Poi ho avuto modo anche di partecipare a altri concorsi, altre masterclass, e in particolar modo l'ultima partecipazione ad un festival importante è stato il premio Mia Martini, al quale sono stato ammesso, e ho presentato il mio primo inedito intitolato Amore Eterno, e partecipare ed essere convocato al premio Mia Martini è stata un'emozione molto molto bella, anche perché io ho sempre amato Mia Martini, la sua storia, le sue canzoni, ed essere proprio lì, e quando mi è arrivata l'email che ero stato ammesso, per me è stata una gioia immensa davvero, partecipare e prendere parte di questa esperienza bellissima. Sicuramente Ecco, sicuramente arrivare lì non è stato facile, anche perché conoscendo la terra, conoscendo tuo padre, non ti ha lasciato senza far niente. Indubbiamente mentre studiavi ti diceva: vieni con me a raccogliere il sughero, vero? Allora, diciamo che prima di tutto, parlando dei miei genitori, li devo ringraziare, e sono grato perché grazie a loro oggi sono arrivato a questo punto, diciamo, della mia vita, dove sto piano piano cercando di realizzare questo sogno bellissimo. Ovviamente ci sono sempre tanti sacrifici che i genitori fanno per i figli, e penso che i figli debbano in qualche modo ricambiare con la riconoscenza. Io sono molto riconoscente, cioè perché sia mio padre e mia madre hanno sempre creduto in me, e grazie a loro che hanno creduto in me mi hanno dato la possibilità anche a me di credere nel mio sogno, nella mia passione, e grazie a loro ho realizzato anche dei piccoli sogni che vanno sempre avverati nella vita. Allora, io prima ti ho chiesto di fare un 10 secondi, 15 secondi di un pezzo, 2 pezzi che tu conosci molto bene, però prima, visto questa è la dimostrazione che siamo in diretta, vorrei chiedere alla regia se possiamo mandare un brano di quelli che ci hai mandato, e noi lo stiamo ad ascoltare. Regia, possiamo farlo? Grazie. Perché come fosse solo mia, mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia, mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via. E ti immagini se fossimo al di là dei nostri limiti, se stessimo di fianco alle abitudini e avessimo più cura di quei lividi, saremmo certo più distanti ma più simili, e avremmo dentro noi perenni brividi. Ti immagini se tutto questo
se noi volessimo ascoltare le tue cover, come possiamo fare? Allora, potete andare benissimo sul mio canale YouTube, mi potete trovare come Anto Cree sia su YouTube, sia su Facebook, sia su Instagram, ma anche su TikTok come Anto Cree. Perfetto, sai, una cosa che mi piace, una cosa importante secondo me, che mi piace del tuo essere artista è la poesia che vuoi esprimere, cioè senza tanto gridare, senza sovrapposizioni di musica, tu dentro quello che vuoi far uscire dalla tua anima è la poesia verso l'amore, verso la terra, verso la natura, e questa è una cosa bellissima. Adesso però vorrei far sentire quella prima parte che mi hai cantato senza musica. Dai, forza, fammi sentire un pezzettino di quella. Ok, sempre della mia cover. Facciamo Sei tu di Fabrizio Moro, che è una cover molto Sì, bella. va bene. Allora, fa così. Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento. Invece, fammi Ok. vedere, ci sei? Ci sono, sì. Fammi vedere il mango. Ok, allora, ecco qui questo frutto bellissimo. Bello da vedere e buono da mangiare anche. Ma senti un po', quello lì non è che sia un'evoluzione del fico d'India, no? No. No. È un frutto tropicale, come abbiamo già detto, giusto? No, era una battuta la mia, Lo so, lo so. Senti, tornando alla musica, mi piace moltissimo, poi faccio una domanda tecnica a Giuseppe, che è lì con te, e che ha avuto il coraggio di mettere in Sicilia una tenuta, una piantagione di frutta esotica. Perché? Perché il luogo si adatta anche alla frutta esotica. Però poi ne parlerò un attimo con Pino. Adesso tu mi devi far sentire quel pezzo, che è un pezzo straordinario, che cantava sempre Franco Scaffidi, vero? Perché la Sicilia è una terra di canzoni, di poesia, di musica. Me lo vuoi Esatto, far sentire senza musica? Perché la musica ce l'hai lì intorno. esatto. Non c'è musica più bella della natura e del suono della natura soprattutto. Allora, vi faccio sentire un piccolo pezzettino di questa canzone meravigliosa. Allora, vitti la crozza sopra no cannoni, fui io curioso e cibo si spiari. Ida mi rispondio con gran dolori, vivere senza tocco di campani. Bravissimo, bravo, grande. Grazie. No, ma vedi, sentirti cantare con la musica naturale che è intorno, senza una stonatura, con una straordinaria vocalità, a me piace moltissimo. Difatti era quello che volevo far uscire, oltre alla poesia, alle parole, ma anche l'artista che viene da una terra difficile, perché la Sicilia è comunque sempre stata una terra difficile. E sentire che ha molto da raccontare al mondo, a me fa molto piacere.
La Sicilia è un posto meraviglioso, ricco di cultura, ricco di storia, ma anche di cose buone da mangiare, ecco, diciamola tutta come stanno le cose. E anche molto, c'è un cibo fantastico, poi a parte il cibo c'è anche tanta arte, tanta cultura. Prendiamo ad esempio le saline stesso di Trapani, ecco, quello se una vede è un quadro proprio a cielo aperto, un museo a cielo aperto. Beh, guarda, ho visitato la Sicilia per tanti anni, non ho avuto modo di vedere tutta l'arte della Sicilia, sarebbe impossibile. Comunque, Piazza Armerina è un posto straordinario, come tanti altri Molto. luoghi della Sicilia. Quello che mi fa piacere è che ragazzi come te, nati in posti così difficili, abbiano raggiunto dei livelli veramente artistici, veramente importanti. Adesso Grazie. poi torniamo a te. Mi fai venire lì un attimo quel signore, quel Ok, tenutario? Posso chiamarlo certo. tenutario? Eccolo qui. Vieni di qua. Buongiorno. Eccolo là, buongiorno. Ma lei è il Buongiorno. tenutario o è quello che lavora la terra con zappa e pala? Faccio tutto, faccio tutto. Ah, faccio tutto me. Ah, ho capito. Come i Io sono, veneti, io insomma. ho le radici venete, io sono veneto. Senti Non sono Giuseppe, siciliano, sono veneto. mi devi dire Prego. una cosa. Io ho letto, ho letto qualcosa sui mango, no? E Sì, ho letto che il cuore del mango, sì, la parte interna può essere grattugiata, messa in una bottiglia da litro d'acqua naturale, pulita, e dopo sì. una settimana la puoi bere e ha dei benefici straordinari terapeutici. È vero? Ma il mango, Bruno, è un frutto speciale, un frutto veramente eccezionale e ne puoi fare uso in tutti i modi, in tutte le cose, e sempre ha delle proprietà pazzesche. Oltre a vederlo così bello e oltre a quando lo mangi ha un sapore eccezionale, una cosa importante che tu non puoi provare adesso è il profumo. Se tu metti in una stanza una cassetta di queste che tu vedi, di questi, si riempie di profumo, è un profumo particolare, un profumo eccezionale. Sono dei frutti tropicali eccezionali. Su tutto, sul gusto, sulla buccia. Io lo mangio con la buccia, tanta gente non lo mangia con la buccia, perché la buccia ha tante caratteristiche, tante vitamine sono veramente fuori dal mondo. Noi abbiamo iniziato per scherzo, perché mio suocero ci aveva lasciato, io e il mio cognato, ci aveva lasciato 5 ettari di terreno e l'abbiamo coltivati a mango e anche a frutto della passione, che è questo che tu vedi qua. Lo conosci? Sì, lo conosco, l'ho anche assaggiato. Ci va un bel Non è male, coraggio che per dici? piantare un'azienda del genere lì, eh? No, non ci vuole coraggio, bisogna essere pazzi, che è diversa la cosa, capito? Poi questo che è un frutto che forse tu conosci, che è il lici, Sì, sì, sì. e anche di questi abbiamo circa 400 piante che sono eccezionali e incominciano adesso, quest'anno hanno cominciato a produrre e qui me l'hanno cercati tutti. E La poi regia, l'ultimo la arrivato, regia, la regia mi prego, sta dicendo prego. se noi ti mandiamo un indirizzo, può Sì, arrivare un assaggio. e alla regia che noi si può fare tutto, siamo pazzi, dunque si può fare anche quello. Ah, ecco, Eh? allora regia, tranquilla che ci mangiamo i mango. Non Poi, mango, ma li mangiamo i mango, eh? senti, poi Grazie volevo Pino, parlarti di... grazie. Gino, Grazie. scusa, sì, Ma Bruno, volevo parlarti solo di questo l'azienda frutto un com'è? secondo, che Cos'è questo quello? è un caviale, che questo usano i grandi chef per le grandi, dico, per le grandi cucine, per le cucine particolari, usano questo frutto che dentro è come un glitter ed è una cosa fuori dal normale. E di questi abbiamo già impiantati 100 piante circa quest'anno.
perché siamo pazzi, tutto lì. Tu metti dentro Ok? che noi poi ti diamo i voti, metti dentro tu. Va bene. Ancora un abbraccio a tutti voi. Grazie, E quando volete Pino. noi siamo qua, a vostra disposizione. Grazie. Adesso passami Ciao, ciao. quel piccolo ragazzo straordinario che hai lì, col quale voglio Questo è andare avanti meraviglioso, ha ancora una voce 5 minuti. stupenda, Abbiamo... ha una voce meravigliosa. È veramente bravo, Ciao è Bruno, veramente bravo. tanti saluti. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao, grazie di averci invitato nella vostra trasmissione. Grazie ancora, grazie di tutto. Va bene, grazie a te aspettiamo per il camion, l'ospitalità. aspettiamo il camion. Il tir. Ciao. Antonino, Eccoci qua. indubbiamente Antonino, il nome d'arte è sempre qualcosa che fa colpo nelle ragazzine, ma Antonino è il nome anche è molto noto lì in Sicilia come nome, perché è un bellissimo nome, vero? Molto noto, e poi anche perché qui in Sicilia c'è ancora la tradizione che si porta avanti, appunto parlando di tradizione, che il figlio maschio deve portare il nome del nonno. Quindi è una cosa che si tramanda da generazione in generazione. Mio nonno si chiamava Antonino e io mi chiamo Antonino come figlio primo. Mio cugino si chiama anche Antonino per mio nonno. Quindi c'è questa tradizione anche in A Sicilia. questo volevo arrivare. Senti, me lo fai un altro pezzo? Ti viene in mente un altro pezzo così con la musica naturale che hai dietro? Allora, non lo so, dimmi tu, siciliano oppure un brano che canto io? Beh, allora ne fai due. Non Uno lo che so, canti tu e possiamo- uno siciliano. Vediamo. Nel frattempo che canto questo penso all'altro. Va bene. Vai. Ok, allora facciamo un brano che ho fatto anche la cover di Il senso di ogni cosa, molto bello. Allora, posso fare a meno dei milioni, tanto portano solo problemi, ma non posso fare a meno del vino, non amando troppo gli schemi. Posso fare a meno di un motore, è troppo bello camminare. Posso fare a meno di sapere, perché spesso preferisco immaginare, ma che dire, che fare, quando io. Ecco qua. Bravo Antonino. Senti, lì c'è anche, quella è la terra del cibo anche. Quando vengo giù non riesco a fare a meno a farmi delle mangiate straordinarie. Ma poi noi siamo molto abbondanti anche nelle porzioni. Quindi, È vero. questo Bene. soprattutto. Antonino, io direi che siamo alla fine di questa, io la chiamerei un primo incontro, poi spero che quando diventi più famoso tu sia ancora nostro amico e possa anche venirci a trovare qui in studio, qui nel Veneto. Con molto ok? piacere. Veneto Con Globe molto si piacere. vede in tutto il mondo, perciò noi ti mandiamo in tutto il mondo, Antonino. Grazie, E manderemo, grazie tanto. naturalmente manderemo anche le tue canzoni in tutto il mondo. Vuoi salutare qualcuno? Vuoi chiudere te? Va bene, allora io ringrazio te Bruno per avermi pensato e avermi fatto vivere questa esperienza molto bella. Poi ringrazio anche Giuseppe Scrimizzi per avermi dato la possibilità di essere qui in questo quadro fantastico che è la natura, e poi questi frutti qui vicino a me. Purtroppo non lo puoi sentire Bruno, ma c'è un odore spettacolare. E poi ringrazio soprattutto te Bruno per avermi anche dato la possibilità di essere qui e fare questa bellissima trasmissione e chiacchierata. Me la fai una panoramica? Prenditi il cellulare in mano e fammi una panoramica. Certo, certamente. Allora, ecco qua. Facciamo così. Quelle sono terre difficili da coltivare, ma in anni e anni di lavoro e d'arte del coltivare la terra lì in Sicilia, gli avi di Antonino hanno fatto delle cose straordinarie. Perciò la terra della Sicilia
è una terra straordinaria. Io ho vissuto parecchio tempo, parecchi anni visitando la Sicilia, e posso dire che il popolo siciliano è un popolo veramente straordinario. Antonino, affacciati che ci salutiamo. Affacciati. Eccoci pure, qua. Eccolo qui Antonino, un abbraccio ad Antonino e grazie infinite. Ciao Antonino. Grazie a te, un abbraccio grande. Ciao, Ciao. Bruno e ciao a tutti. Alla Anche prossima. te, saluta tutti, ciao. Grazie, ciao. E un ciao ai nostri ascoltatori, alla prossima.